Angioletti d'oro hanno accompagnato anche quest'anno il Santissimo Crocifisso per la processione del Martedì Santo a San Pierniceto. Bambini con vestiti ricoperti da monili hanno preceduto il simulacro, così come vuole una tradizione molto antica. Le vie del piccolo paesino della Valle del Niceto in questa occasione si riempiono di fedeli e curiosi che accorrono per assistere al passaggio dei bambini e del Santissimo Crocifisso, che per l'occasione viene adornato da rose rosse e rami di cipresso. Angioletti, angioloni e monachelle sfilano in processione, affiancati dai genitori o dai familiari, indossando abiti impreziositi da ornamenti unici e realizzati con numerosi gioielli in oro e coronati da ali di colomba bianca. I vestiti, cuciti in maniera laboriosa da mani esperte e fidate, sono il frutto di un voto. Proprio a chi ha fatto il voto appartiene il delicato compito di procurare i monili utilizzati per adornare gli abiti dei piccoli. Nelle settimane che precedono la processione si chiede a parenti, amici o conoscenti di consegnare temporaneamente i preziosi che andranno poi sapientemente cuciti sui vestiti. Tutti i monili vengono catalogati e conservati con cura e quindi collocati uno a uno sui vestiti dei piccoli, con ornamenti diversi a seconda che si tratti di angioletti, angioloni o monachelle. In molti prestano ciò che hanno di più prezioso in casa, contribuendo a perpetuare una tradizione che racchiude in sé gesti di fede, ma anche uno spettacolo sfarzoso e unico. Bracciali, spille, collane ricoprono il petto e le braccia dei piccoli. L'oro, utilizzato per la composizione dei ricami, viene restituito ai proprietari subito dopo la processione. Che parte nel pomeriggio del Martedì Santo dalla chiesa di San Giacomo. Fuochi d'artificio e un ritocco di campane, la musica della banda del paese, danno il via alla processione del Crocifisso. Che si snoda tra le viuzze del borgo. Fino ad arrivare alla chiesa madre.